2 milioni di euro dalla regione con un cofinanziamento di 400.000 euro per la ciclopista del Brenta di cui si parla da tempo nell'ottica dello sviluppo del cicloturismo nelle nostre terre. Un progetto supportato da tutte le amministrazioni coinvolte da Cismona a Bassano che ora sta diventando sempre più realtà. Stiamo facendo la progettazione esecutiva, è già stata affidata uno studio di progettazione con gara alla progettazione esecutiva e confidiamo quanto prima di dare inizio ai lavori, quantomeno entro l'anno 2016. L'obiettivo dell'Unione è più ambizioso. Siamo posti quello di ultimarla, quindi abbiamo già fatto una progettazione preliminare totale, quindi partendo dal comune di Cismon del Grappa fino a Bassano, e per questa abbiamo chiesto un finanziamento tramite il mio comune, il comune di Cismon del Grappa, ai fondi comuni di confine, quindi ai fondi che provengono da Trento, per ulteriori 3 milioni e mezzo che confidiamo di ottenere, e in questo modo riusciremo a finire una volta per tutte nel tratto veneto fino a Bassano la ciclopista del Brenta. Piste ciclabili non solo per vivere appieno il territorio. A questo si associa l'ultimazione dei lavori sul progetto relativo alla ferrovia turistica della Val Brenta col treno a vapore, e quindi da questo punto di vista stiamo trattando anche con gli amici trentini, con tutti gli uffici di promozione turistica, affinché poi quest'opera completa possa portare i turisti da Levico a Bassano in treno a vapore per poi risalire in bicicletta. Credo che sia una grande occasione per tutto il territorio.